Ciao tifosi del Napoli, lasciate il vostro mi piace al video e iscrivetevi al canale per restare sempre aggiornati sulle novità del Napoli. Andiamo al video. Anche Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna, rispettivamente presidente e direttore sportivo del Napoli, stanno lavorando sul mercato per quanto riguarda i rinnovi di diversi giocatori. Tra i tanti argomenti di discussione c'è anche Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunese sta disputando un'ottima stagione. Sembra un giocatore completamente diverso dalla versione irriconoscibile di un anno fa. Frank Zambo Anguissa sorprese tutti positivamente quando, nell'anno dello scudetto, riuscì a guidare, insieme a Stanislav Lobotka, il centrocampo della squadra allora allenata dall'attuale commissario tecnico della nazionale, Luciano Spalletti. Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe già deciso il futuro del centrocampista camerunese. In altre parole, sarà ancora blu. Il Napoli estenderà l'opzione per il prolungamento del contratto fino al 2026. Il club, infatti, presto regolarizzerà il contratto del giocatore in scadenza nel 2025. Il tutto con la benedizione di Antonio Conte. Frank è uno dei migliori nel suo ruolo, va confermato. Le parole dell'allenatore a De Laurentiis. Prossime novità. Il Napoli non starà a guardare in vista di gennaio. Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna, d'intesa con il tecnico Antonio Conte, cercheranno di rinforzare la rosa con acquisti funzionali alle idee tecnico-tattiche del tecnico salentino. La priorità sembra essere la difesa. Secondo l'edizione odierna del quotidiano La Repubblica, nello spazio riservato al calcio è già stato disegnato il kit identitario. Arriverà un difensore centrale mancino. Molto probabilmente prenderebbe il posto di Juan Jesus, destinato a dire addio al Napoli. Il brasiliano può iniziare la preparazione invernale. Per il giocatore ci sarebbero interessi da parte di alcune piccole squadre del campionato e del mondo arabo. Un profilo che sicuramente ci piace è quello di Jakub Kiwior, ora all'Arsenal. Il 24enne polacco dell'Arsenal ha poco spazio ai Gunners e vorrebbe quindi cambiare aria. Ha le caratteristiche giuste. Il Napoli è interessato, è considerato un giocatore affidabile. Nelle idee del tecnico Antonio Conte, il difensore centrale lascerebbe rifiatare Alessandro Buongiorno e Amir Rahmani. Il costo dell'operazione si aggirerebbe sui 20 milioni di euro. Ultime notizie. Lione sull'orlo del baratro, la federazione francese ha già annunciato che la prossima stagione retrocederà in Ligue 2 se non pagherà l'enorme debito, circa 500 milioni di euro. La situazione del club transalpino sembra disperata. Facile pensare che molti giocatori verranno messi sul mercato per recuperare cifre importanti. Alcuni potrebbero essere ceduti a prezzi richiesti per accelerare. Alcuni nomi potrebbero interessare anche al Napoli. Secondo alcune indiscrezioni il Napoli, approfittando del momento di crisi del Lione, potrebbe chiudere un accordo con Ryan Cherki, la stella franco-algerina classe 2003 che con la maglia ha collezionato finora 11 presenze, 2 gol e 3 assist in questa stagione. Lione, club con il quale, tra l'altro, ha recentemente rinnovato fino a giugno 2026. Il giocatore potrebbe dare quel tocco di fantasia e creatività e potrebbe rappresentare anche un possibile erede di Kvicha Kvaratskhelia in vista futuro e anche di Matteo Politano in panchina. Forma di un molto ama anche giocare a destra. Quanto vale? Il giocatore potrebbe costare al massimo 20 milioni di euro secondo i dati di Transfermarkt, un valore che potrebbe raddoppiare nelle prossime stagioni, se non al termine di questa. Il Napoli, e non solo, ci sta pensando. Il francese, infatti, è amato da diversi club europei che potrebbero scommettere su di lui in futuro. Potrebbe esserci una coda per questo. Qual è la vostra opinione, tifosi napoletani? Lasciate i vostri commenti al video e diteci quale di questi giocatori è adatto alla nostra squadra. Lasciate il vostro commento al video e iscrivetevi al canale.